Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Signore pietà. Prego. Signore Dio nostro, fa che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua parola, ti servano con generosa dedizione, liberi da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: Ascolta Israele le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, qual grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E qual grande nazione ha leggi e norme giuste, come tutta questa legislazione che io oggi vi espongo? Ma guardati, e guardati bene, dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, o Sion, perché ha rinforzato le spalle delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. E gli manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tue parole di vita eterna. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La prima lettura e il Vangelo ci mettono di fronte al tema della legge, delle regole, e naturalmente un tema delicato, un tema da approfondire, perché di solito quando sentiamo parlare di regole, di legge, sembra che queste due parole siano un ostacolo a un valore fortemente sentito oggi, il valore della libertà, come se una legge, una regola fossero una parziale decurtazione, limitazione della libertà del singolo. Però nella nostra vita ci accorgiamo che è esattamente il contrario, perché ogni regola, ogni legge è uno strumento per un bene grande, attraverso il quale e per il quale la libertà esiste. La libertà assume un senso. Questo valore grande del quale la libertà è uno strumento è il valore grande della relazione. La regola serve alla relazione e la libertà si realizza proprio vivendo se stessa, le sue possibilità, la sua ricchezza nell'essere strumento a sua volta che mette al centro la relazione, nel tuo essere con gli altri e anche e soprattutto per gli altri tu realizzi la tua libertà. Naturalmente, quando qualsiasi legge perde questa motivazione, questo spirito, questa ragione fondamentale, la relazione, soprattutto la relazione tra persone, è un qualcosa allora, questa legge, che perde la sua radice e il suo significato più profondo e rischia di andare anche contro la relazione. Cristo, con la sua persona, il suo insegnamento, la sua storia, la sua divinità che va verso la nostra umanità per elevarla a un livello più grande, per realizzarla completamente, Lui stesso ci aiuta a vivere, a intuire, a capire la legge, a dare un giusto senso a ogni legge e naturalmente a far anche nascere leggi nuove più giuste. La sua persona ha come principio, come via, come motivazione l'amore, come legge suprema. Cristo e l'amore sono due realtà che vanno percepite insieme. Naturalmente la stessa persona di Cristo, la sua parola, vengono tutte e due per dare, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, compimento a ogni legge. Gesù parla in particolare della legge ebraica, dell'insegnamento dei profeti, però il suo insegnamento universale che precede la legge ebraica e va oltre gli stessi profeti ed è un qualcosa che ci raggiunge come legge fondamentale, come insegnamento della sua persona anche oggi, anzi soprattutto oggi. Cosa è quello che rende la legge una realtà giusta, una realtà portatrice di vita? Il Cristo, soprattutto con la sua persona, ci insegna che la legge è al servizio del valore della vita. Quando una vita è rispettata fin dal concepimento e fino al suo spegnimento naturale, assistito naturalmente dalla moderna medicina con tutte le sue positività, allora siamo all'interno di un panorama di giustizia. Cristo ci insegna che ogni legge deve essere al servizio della vita. Però c'è un'altra realtà che Cristo ci fa intuire come realtà alla quale la legge deve mettersi al servizio, la famiglia. Questa famiglia che nasce dalla complementarietà, dalla completarsi a vicenda di maschile e
esigenze anche comprensibili. Sia un tempo in cui ogni uomo e ogni donna possano recuperare il vero senso della propria libertà e anche la bellezza di ogni piccola cosa che siamo invitati a riscoprire. Piccole cose, piccola cosa che nel tempo cosiddetto normale magari ci passavano in parte, magari non erano neanche più di tanto notate. Piccole cose che noi possiamo recuperare e oltre alle piccole cose la suprema intuizione. L'uomo si è fatto per amare, la legge è per questo obiettivo. Cresci non nella chiusura in te stesso, ma nell'abbracciare quello che è esterno a te. Più guardi fuori da te stesso, più recuperi te stesso. Cristo, vera legge, colui che fino in fondo porta l'amore e ci insegna ad amare, ci aiuta a fare questo, riscoprire noi stessi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli sempre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli sempre. Pregate insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Dio, le nostre umili offerte e preghiere e difendi da ogni pericolo i tuoi fedeli che celebrano i santi misteri per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato, vivono le vicende di questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Agnese, dei defunti delle parrocchie di Lussa, Castello, Giussano, Lugugnana Marina, Vilanova. Ricordati di tutte le persone che hanno sacrificato la propria vita per aiutare gli ammalati che hanno preso questa malattia, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona ad esse ad uno unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Preghiamo. Il pane di cui ci siamo nutriti alla tua mensa ci santifichi, Signore, e riscattandoci da ogni colpa ci renda degni delle tue promesse. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, scritta dal cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato e per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni nostra forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo
di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux extorta, Gaude Virgo gloriosa,